un'animazione, quindi uno spunto e a 2 mani o a 3 mani, perché io tutto così. Dare un'idea di quello che faccio. Che faccio? Bis! Ah, figata! Allora, allora, io non lo faccio come d'altra parte mi sembra quasi tutti qua, a studi artistici, quelli che passano oggi. E ritengo che sia molto importante e il mio desiderio sarebbe stato forse anche intraprendere degli studi artistici. Ho sempre disegnato perché era quello che mia madre, eravamo in 5, per tenerci buoni il gioco ci dava i colori e ci metteva a disegnare. E disegnavamo tanto. E per me quello è stato importantissimo. Anche la mia formazione anche di storia dell'arte deriva sempre dagli insegnamenti di mia madre, che ci metteva di fronte un altro gioco, le illustrazioni che ritagliava dai giornali e ci diceva di chi è questo? E noi non dovevamo tirare a indovinare, perché altrimenti ci diceva perché? E allora, e lei era ingegnere e insegnava in questa scuola, però quando era all'industriale, lei insegnava elettrotecnica. E quella per me è stata la mia formazione di base.